Debutto in grande stile per la Castrum Favara che ospita domani allo stadio Bruncoleri la Regina. Il sorteggio del calendario assegna come prima gara la squadra più blasonata e più titolata per la promozione in Lega Pro, ma è anche una gara che stimola la tifoseria giallo-blu a riempire lo stadio e spingere gli uomini di Infantino nell'impresa di fermare gli Amarando, che hanno in squadra giocatori come Barilla ed altri che hanno giocato in Serie A. Questa mattina solita rifinitura ed ultime indicazioni per sciogliere qualche riserva sulla formazione. I giocatori sono tutti disponibili, compreso il nuovo arrivo, l'attaccante Oscar Mendes, portoghese lo scorso anno protagonista in Grecia con 10 gol su 20 gare. Ma sentiamo mister Infantino al microfono del responsabile della comunicazione della Castrum Favara, Giuseppe Piscopo. Mister Infantino, dopo il doppio turno positivo in Coppa Italia, finalmente inizia il campionato. E che inizio, con una delle formazioni più blasonate del girone, la Regina. La più blasonata, io credo che è una partita particolare. Io credo che la Regina è di passaggio in queste categorie, credo che è la principale candidata a vincere questo girone, però come ho detto sempre ai miei ragazzi, noi dobbiamo pensare a noi stessi, ci dobbiamo preparare in un modo importante, abbiamo la possibilità di giocare in casa davanti al nostro pubblico, la prima partita davanti al nostro pubblico, e faremo di tutto per portare i punti a casa. Si respira un'aria frizzante e positiva in paese, c'è tanta attesa, non tanto per la Regina ma per la Castrum Favara. Lo scorso anno eravamo matricola, quest'anno invece c'è l'esperienza di un anno ed è bello sentirsi dire andiamo a vedere il Favara. Sì, questo fa piacere, però dobbiamo fare di tutto e dobbiamo dare tutto per mantenere questo entusiasmo in città, per la nostra professione, per la nostra società, per i nostri tifosi. Credo che dobbiamo fare un inizio di campionato importante, anche se le avversarie sono le più candidate a fare un campionato di alta classifica. Però l'ho detto prima, noi siamo sereni perché stiamo lavorando in un modo importante, abbiamo un bellissimo gruppo e faremo di tutto che la gente a fine partita sia orgogliosa di noi. Ci sono tante piazze vicino Favara purtroppo orfane di calcio. Favara invece rappresenta l'unica città nella quarta serie. C'è tanta aspettativa anche dal punto di vista provinciale sul Favara. Che invito possiamo fare a questi sportivi che purtroppo stanno vivendo stagioni brutte nei propri paesi, ma che vedono la piazza come Favara come un momento la domenica per venirsi a vedere il calcio che conta? No, dispiace, da una parte dispiace perché noi siamo agrigentini, credo che dispiace avere solo una squadra in questa provincia, una provincia importante della Sicilia, però noi dobbiamo fare un percorso che sia graduale, che sia dignitoso, che rappresenti tutta la provincia, non solo Favara, perché credo che tante persone mi hanno chiamato, tante persone da tanti paesi limitrofi verranno a vederci, e non solo perché c'è la Regina, ma perché il Castrum Favara si sta ritagliando uno spazio di grande curiosità e di grande entusiasmo.